CEV è un'associazione di volontariato oncologico. Significa che tutto l'operato è rivolto ai malati di cancro, ma non solamente, anche alle loro famiglie. Infatti si concretizza soprattutto in ambito dell'Hospice Paolo VI, dove dal 2000 i nostri volontari offrono non solamente compagnia, ascolto, gesti affettuosi ai pazienti, ma pongono particolare attenzione ai familiari addolorati per la situazione del proprio caro. Durante il periodo di servizio i volontari hanno organizzato le cosiddette attività diversionali, che consistono nell'organizzare momenti di particolare sollievo sia per i familiari che si ritrovano insieme magari per un caffè, ma anche per i pazienti che, potendolo fare, partecipano volentieri a questi momenti. E quindi il sollievo che i volontari offrono, serve soprattutto per creare anche relazioni all'interno dell'ospite stesso. La giornata di oggi quindi è particolarmente importante per noi della CEV e per tutti coloro che si occupano di cure palliative, perché permette di operare una certa sensibilizzazione verso i cittadini che non conoscono veramente in che cosa consistono le cure palliative e quindi della medicina del sollievo. Il sollievo rappresenta anche una vera e propria cura, in quanto porta speranza. La speranza produce nel malato soprattutto uno stare bene nelle persone e alla fine trovano sollievo appunto nel dolore sia fisico che morale. È per noi quindi della CEV un momento estremamente rappresentativo per tutti noi che operiamo nelle cure palliative e cerchiamo appunto di portare sollievo alle persone con fragilità e in particolare sofferenza.